Nel giorno in cui il Senato ha respinto l'autorizzazione a procedere contro il ministro Salvini, la nave Mare Ionio è stata messa sotto sequestro dalla Guardia di Finanza. 2 soccorritori indagati dopo la caduta ed il conseguente decesso di un'anziana che dovevano portare all'ospedale con l'ambulanza. Il bambino di Francesca Schirinzi è tornato a casa per poche ore con la sorellina ed i familiari sono partiti per la Puglia, dove sabato si svolgeranno i funerali della giovane mamma. Rinviata all'8 aprile la lettura della sentenza del processo a carico dei 3 kosovari accusati di essere i progettisti di un attentato al ponte di Rialto. I vigili non bastano, serve molto di più, così il consigliere comunale PD Rostenghin commenta il ritorno dello spaccio nelle zone calde di Mestre. Taglio del nastro per la tangenziale sud di Scorzè, un'opera che si attendeva da decenni per sgravare il centro del paese dal traffico. Il sindaco Brugnaro è volato a Washington per un'importante retrospettiva del Tintoretto alla National Gallery. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano gli ultimi aggiornamenti sulla nave Mare Ionio, ora posta sotto sequestro a Lampedusa. Sentiamo. Proprio nel giorno in cui il Senato ha respinto l'autorizzazione a procedere contro il ministro Salvini accusato di sequestro di persona aggravato per la nave Diciotti, la nave Mare Ionio, che ieri ha raccolto i 49 migranti a largo della Libia, è stata messa subito sotto sequestro dalla Guardia di Finanza, ma non dalla magistratura. In serata, poco dopo le 19, erano sbarcati a Lampedusa e questo anche se la mattina Salvini aveva dichiarato «In Italia con il mio permesso non mettono piede». Intanto la Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Se ha aperto un'indagine vuol dire che vuol verificare se ci sono gli estremi per andare avanti. Poi la vicenda la conosco da un punto di vista giornalistico, certo è che tutta questa vicenda qualche sospetto, qualche dubbio lo mette, spero che la magistratura faccia chiarezza. L'equipaggio con i veneziani Casarini e Caccia sarà ascoltato dai magistrati. Per Salvini, che ha chiesto l'arresto dei marinai, non si tratta di un salvataggio, ma di una provocazione politica organizzata da giorni. Noi salviamo vite in mare, non ci preoccupiamo del destino giudiziario di Salvini, ha dichiarato l'armatore della nave Beppe Caccia, respingendo l'accusa che il salvataggio compiuto al largo della Libia fosse una cosa programmata in occasione del voto del Parlamento sul caso Diciotti. Abbiamo missioni già programmate fino a dicembre, prosegue. Siamo partiti appena abbiamo completato la manutenzione della nave e superato ben 4 ispezioni della Capitaneria di Porto. Questo, conclude, è stato il nostro unico vincolo. 2 soccorritori indagati dopo la caduta e la morte di un'anziana che dovevano portare all'ospedale in ambulanza. Sentiamo. È caduta dalla sedia a rotelle, ha sbattuto la testa ed è deceduta dopo 5 giorni all'ospedale all'Angelo. Vittima una 78enne di Tessera che viveva col figlio e la nipote. Ad un certo punto, mentre era in casa, ha sentito forti dolori, tanto da richiedere l'intervento dell'ambulanza. Nonostante pesasse 120 kg e la nipote avesse detto che poteva utilizzare la pedana di cui si servivano abitualmente, uno degli addetti avrebbe deciso di far scendere la carrozzina per i gradini che collegano il piano rialzato dove si trova l'appartamento al piano terra. Poi la caduta. Il tutto sotto gli occhi attoniti della nipote, del figlio e di un'altra donna che scendeva le scale in quel momento. Dopo la sua morte, a distanza di 5 giorni all'ospedale, i familiari si sono rivolti a uno studio legale per avere giustizia. Il PM ha disposto l'autopsia. La Procura di Venezia ha aperto un procedimento per omicidio colposo, iscrivendo nel registro degli indagati 2 soccorritori in servizio sull'autolettiga, un 69enne di Quarto d'Altino e un 27enne di Mestre. Nel frattempo l'azienda sanitaria ha replicato. Il soccorso a domicilio è stato garantito da Croce Verde, ente che opera con i suoi mezzi e il suo personale in convenzione con l'azienda. Su quanto accaduto durante l'intervento nell'abitazione, continuano, l'azienda sanitaria ha subito chiesto al direttore del SUEM 118 di avviare una verifica, chiedendo a Croce Verde una relazione completa per accertare ogni aspetto delle operazioni di soccorso. Quanto al collegamento ipotizzato dai familiari tra l'episodio a domicilio e il decesso avvenuto 5 giorni dopo, si attende l'esito dell'autopsia e delle indagini degli organi competenti.
Il dramma della giovane mamma di Annone Veneto, morta poche ore dopo aver dato alla luce il suo secondogenito. Il piccolo di Francesca Schirinzi è tornato a casa per poche ore. I familiari, la sorellina, il papà e i nonni sono partiti per la Puglia, dove sabato si svolgeranno i funerali della giovane mamma. È tornato il piccolo a casa? Sì, il piccolo è tornato, sta bene, però è una gioia spezzata, perché comunque quando arriva a casa un piccolo tu c'hai tutti i preparativi, dal fiocco alle bomboniere nascita, e tutto un po' si è spento, perché comunque il dolore è più grande della gioia in questo caso. Antonio, con il piccolo appena nato, la sorellina ed i nonni sono partiti questa mattina per portare Francesca Schirinzi in Salento, a Castrignano del Capo, dove sabato si svolgeranno i funerali. Gioia e dolore. L'arrivo del bambino non è sufficiente a colmare la disperazione per la perdita della giovane madre che la primogenita cerca invano. La bimba cosa dice? È normale che il discorso poi è legato alla mamma, l'abbiamo fatto capire, però ancora deve metabolizzare, anche perché dobbiamo metabolizzare noi, figuriamoci la piccolina. L'importante per Antonio è capire, prima o poi, cosa è realmente accaduto. Cosa vorrà dire un giorno al piccolo? Quello che gli vorrà dire è che lui sta qua perché lo voleva mamma e papà, punto. Poi tutto quello che è successo dietro non è colpa sua, né colpa mia, né colpa della mamma. Punto. Lui sta qua perché lo volevamo ad ogni costo e quindi non si deve sentire in colpa né lui né nessun altro. Dopo l'autopsia le certezze non sono ancora arrivate. I familiari non si danno pace ma hanno fiducia nella magistratura. Ci sono un team di medici legali dominati dalla procura più altri di parte e vedremo che cosa uscirà fuori. La cronaca giudiziaria è stata rinviata al prossimo 8 aprile, la lettura della sentenza nel processo a carico dei 3 kosovari accusati di avere progettato un attentato sul ponte di Rialto. La Procura Generale ha chiesto la conferma della condanna inflitta lo scorso anno ai 3 kosovari accusati di aver costituito a Venezia una cellula affiliata all'ISIS e che stava progettando un attentato al ponte di Rialto. La discussione del processo è proseguita fino alle 19 circa. È stato rinviato all'8 aprile perché è troppo tardi, perché adesso loro devono ritirarsi in Camera di Consiglio, discutere, valutare e obiettivamente e anche umanamente, cioè pensare che questi a quest'ora stanchi morti si mettano a leggersi le cose, discutere, non era proponibile e quindi leggerà la sentenza l'8 aprile a mezzogiorno. Gli imputati sono il 29enne Babai, ritenuto lamente, condannato dal GUP a 5 anni di reclusione, Asiraji, 28 anni, e Beccai, 26, a cui sono stati inflitti 4 anni di reclusione ciascuno, tutti in carcere. La difesa, rappresentata dagli avvocati Patrizia Leonetti, Stefano Pietrobone e Vittorio Platì, si è battuta per ottenere la soluzione, sia nel merito dei fatti materiali contestati a ciascuno dei 3, che hanno sempre negato di essere terroristi e di aver progettato un attentato, sia sul fronte tecnico giuridico della possibilità che si sia concretizzato il reato di associazione con finalità di terrorismo, in assenza di qualsiasi tipo di prova in merito all'adesione del terzetto all'ISIS. Gli argomenti sono quelli che abbiamo già sviluppato sia in primo grado che nei motivi di appello, cioè che non, per quanto dice riprovevoli, esecrabili e tutte queste loro manifestazioni, questi loro proponimenti, queste loro anche utilizzo dei social, certamente così, però non si è mai arrivati a una concretezza sufficiente, no? Il quanto giovane coinvolto nell'inchiesta, minorenne all'epoca dei fatti, è già stato condannato con sentenza passata in giudicato a 3 anni e 4 mesi di reclusione, pena che finirà di scontare nel giugno 2020. Stando a quanto emerso dalle intercettazioni, fu proprio lui a pronunciare la frase che spinse gli inquirenti ad accelerare gli arresti. Con Venezia, disse, guadagni subito il paradiso per quanti monafic ipocriti ci sono qui, ad avere una bomba a Rialto.
Ha portato in classe 4 dosi di hashish confezionate e pronte per essere vendute nella sua stanza, poi ce n'erano altre 8. Per questo uno studente dell'Istituto Nautico Venier di Venezia è stato denunciato, è stato sorpreso nei giorni scorsi nell'ambito di una serie di controlli dei carabinieri della Compagnia di Venezia che hanno riguardato questi controlli, oltre all'ITIS Vendramin Cornera, anche l'istituto alberghiero Barbarigo. In quest'ultimo istituto non è stato trovato nulla di sospetto. Spaccio di droga a Mestre, i vigili non bastano, serve molto di più, così il consigliere comunale del Partito Democratico Rosteghin commenta il ritorno dello spaccio nelle zone calde di Mestre. Lo spaccio in determinate zone di Mestre, via Piave e dintorni, i parchi, le vie che si erano svuotate ultimamente, sta tornando lentamente. La retata di San Michele, una straordinaria retata utile alla città, ha scoperchiato una situazione drammatica, in particolare di Mestre e della terraferma. Per 4 mesi non c'è stato più spaccio in quella zona, oggi ritorna. Il segnale è che però anche in altre zone della città questo fenomeno ci fosse e c'è ancora. Noi chiediamo un intervento forte e importante che però non si può tradurre esclusivamente nelle forze dell'ordine, in una presenza massiccia della polizia che deve esserci, che condividiamo ci sia, ma che non basta. Secondo il PD in Consiglio Comunale finora l'amministrazione non ha fatto abbastanza per far fronte al fenomeno. È giusto investire sui vigili, ma non è sufficiente. In questi ultimi anni sono stati assunti centinaia di vigili, che peraltro difficilmente si vedono se non in Piazzale Roma, in Piazza Ferretto o in Piazza San Marco. Nelle periferie non ci sono, o quantomeno non si vedono, e soprattutto è stato smantellato, comunque messo in discussione un servizio che era presente, che adesso soltanto è presente in minima parte, molto poco rispetto a quello che si dovrebbe fare. Questa amministrazione deve capire e dire con forza che ha sbagliato fino adesso e deve cambiare rotta. Se non si rende conto che così non si risolve il problema non avrà mai risolto. Torniamo a parlare del crack delle ex banche popolari venete dopo la decisione della Corte di Giustizia europea. Sentiamo. La Corte di Giustizia europea ha stabilito che la decisione presa dalla Commissione europea nella crisi delle banche italiane del 2014 era sbagliata. L'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi non rappresenta infatti aiuto di Stato. Questa linea dà ragione all'Italia nel ricorso presentato all'epoca, anche se per le banche coinvolte in quella complicata situazione è troppo tardi. Banca Etruria, ad esempio, non c'è più. Ci sarebbero però risvolti importanti anche per i cittadini, i cui risparmi sono finiti nel tritacarne del crack delle popolari venete. Lo sostiene Patrizio Miatello, tra i più agguerriti protagonisti della lotta dei risparmiatori nel veder riconosciuti i propri diritti. E come può riguardare tutto ciò la situazione delle banche venete? Beh, questo qua sicuramente ha una ripercussione politica, perché dimostra che la Vestager, la Commissione europea, sbaglia e ha sbagliato per quanto riguarda le banche venete, che attendono quel fondo di indennizzo che venga attuato e che la stessa Vestager ha fatto delle richieste. Con questo motivo il governo può e deve andare avanti più di prima, ma attenzione, è dal 31 gennaio che stiamo aspettando, siamo a marzo, quindi preghiamo il governo di fare quello che aveva già promesso da tanto tempo e di attuare immediatamente, in quanto l'Europa non deve entrare su questo fondo. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco. Rieccoci in studio con le notizie dedicate alla provincia di Venezia. Taglio del nastro oggi per la tangenziale sud di Scorzè, un'opera attesa da decenni dal territorio. È da 30 anni che l'aspettiamo, è stata molto dura, combattuta
abbiamo avuto tante polemiche da gestire, però il risultato sarà importante. Mancheranno ancora altre opere, però insomma ci saranno grossi miglioramenti. Vista la lunga attesa, accompagnata negli anni da un inevitabile aumento del traffico, il taglio del nastro della tangenziale sud di Scorzè, che nelle parole del sindaco Mestriner permetterà di percorrere in nemmeno 4 minuti un tratto di strada per il quale prima ce ne volevano 40 nelle ore di punta, rappresenta una nuova data storica nella viabilità di un comune che aveva già vissuto un'altra rivoluzione infrastrutturale con la realizzazione del passante e delle sue opere complementari. Sembra di no, però guardate che il collegamento con le grandi vie di comunicazione determina per esempio che nelle nostre zone industriali non ci siano capannoni sfitti, determina che ci sia sempre tanto giro di persone, l'economia cammina e queste sono cose importantissime e fondamentali. Noi abbiamo sentito la crisi meno di altre zone del Veneto e questo anche perché eravamo collegati alle vie di comunicazione. Alla tangenziale sud manca lo strato finale di asfalto che sarà steso con temperature più alte tra un paio di mesi. I benefici comunque dovrebbero vedersi subito con da un lato il paese liberato dal traffico pesante, dall'altro una velocizzazione dei trasporti, anche se c'è una categoria economica che si è dovuta sacrificare. I nostri agricoltori, coltivatori diretti che con l'esproprio si sono visti portare via la terra, però ovviamente per un progresso di tutti, per la viabilità della città metropolitana di Venezia, ma soprattutto anche per i nostri prodotti in partenza che possano raggiungere il più velocemente possibile gli scaffali dei supermercati, dei mercati e anche mantenerne la salubrità e la freschezza soprattutto per l'ortofrutta. La difficoltà ambientale c'è stata, cioè abbiamo consumato molto territorio e quindi è sempre una scelta molto difficile e problematica, però l'economia va molto bene proprio perché noi siamo collegati alle grandi vie di comunicazione e abbiamo anche avuto tantissima mitigazione ambientale perché sul casello abbiamo 10 ettari di bosco che stanno crescendo e qui abbiamo barriere dappertutto, abbiamo dune, cioè c'è stata un'attenzione progettuale interessante, molto molto positiva. E tra i residenti soddisfazione per la nuova opera, ma anche qualche critica. Da sola, dice qualcuno, la tangenziale sud di Scorzè non basta ancora. Ci vuole tanti anni perché ci sono tante cose e uno dice una cosa e l'altro dice un'altra e sicché per metterci d'accordo ci vuole, non lo so. Decenni di polemiche, critiche, idee, contrapposizioni, prima di arrivare alla sospirata apertura della tangenziale sud di Scorzè, non si sono del tutto esauriti col taglio del nastro. Che la strada andasse fatta, sì, su questo sono tutti d'accordo, ma accanto al consenso ci sono anche diversi se e diversi ma. Sì, ci arriva, però il traffico è diviso sempre a metà, è stato spostato da una parte all'altra. Qui secondo me serviva a fare un anello tutto torno, quindi il traffico girava tutto attorno a Scorzè senza passare il centro, mentre adesso passa solo da una parte, da di là a di qua. Quando si fanno le cose bisogna fare da rendere complete, ma soprattutto tenere presente anche del tutto il contorno di tutto quello che è necessario per la salute delle persone. Contenti sì, perché si spera che non ci sia traffico in via Venezia e via Ceccariolo, però secondo me il traffico rimarrà comunque per i camion che devono andare a Treviso, girano quello di qua a destra, vanno sempre per via Ceccariolo e via Venezia. E quindi cosa bisognerebbe fare? Completare tutto l'anello Scorzè, perché così è metà incompiuta. Okay. Il raggiungimento di via Treviso Ventrisagna per andare a Treviso a sud e a nord. Ma gliel'avete detto al sindaco questo? Beh, lo sa il sindaco, lo sa, ma lui è il secondo mandato e no. Per il prossimo? Il prossimo non si sa. Lungo la tangenziale sud che corre a fianco della zona industriale di Scorzè campeggia uno striscione che dice vogliamo l'ingresso e l'uscita qui. La strada in effetti non permette un accesso diretto ai capannoni, bisogna passare per le vecchie strade. Quelli che arrivano dal casello dell'autostrada per entrare in questa zona non possono accedere qua, devono fare la Castellana, il vecchio percorso. Questioni che sono note anche in municipio, la variante di via Milano ad esempio, il cui incrocio con la Castellana diventerà una rotonda presumibilmente quest'estate, rimane tra le priorità della regione e dentro l'anno si dovrebbero avere notizie su progettazione e realizzazione. Il collegamento diretto con la zona industriale invece, ha chiarito il comune, non è stato fatto perché Veneto Strade lo ha giudicato poco sicuro. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è volato negli Stati Uniti, l'occasione è un'importante retrospettiva dedicata al Tintoretto alla National Gallery di Washington.
Venezia è stata una delle prime repubbliche in Europa, nel mondo, a riconoscere gli Stati Uniti d'America. Pochi lo sanno. La mostra del Tintoretto alla National Gallery di Washington è un evento di alto profilo internazionale e non solo. Per il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro l'occasione di un'ulteriore promozione artistica e culturale della città negli Stati Uniti d'America. Gli ultimi dati tra l'altro parlano di una presenza statunitense a Venezia pari al 20% dei visitatori, che da sola pesa tra il 30 e il 35% di un fatturato turistico stimato complessivamente in circa 3 miliardi di euro all'anno. La mostra del Tintoretto e di più è anche l'occasione per stabilire un ponte ancora più solido con una realtà che associa da sempre Venezia come un cardine dell'Italia. Noi pensiamo che negli accordi anche internazionali, nelle nostre alleanze internazionali, ancora una volta la difesa dei valori, i nostri valori, della cristianità, ma anche i valori della libertà, del progresso economico, della voglia di rischiare dei nostri veneziani di allora e di come Tintoretto stesso di rappresentanze forti, ecco, in quella voglia di difendere quei valori ci sta il senso di questa mostra e poi anche di questa mia visita e i rapporti che continuiamo e vogliamo avere con gli Stati Uniti d'America. La settimana del sindaco di Venezia tra Stati Uniti e Gran Bretagna diventa dunque anche occasione di incontro e promozione di rapporti che magari potrebbero tradursi in nuovi interessi imprenditoriali per il nostro territorio. La mostra del Tintoretto, in occasione dei 500 anni dalla nascita del grande artista, ha portato in America 50 opere, in alcuni casi per la prima volta in assoluto. Torniamo ora a parlare dell'iniziativa di solidarietà per il piccolo Joe, per consentirgli di andare negli Stati Uniti ad essere operato. Questa sera bel calcio e tanta solidarietà per questo bimbo. Bello questo pallone, vero? Non solo per i colori, il giallo e il rosso, simboli dei leoni del Bassano Calcio, ma anche perché si tratta di un bel pallone tutto di cioccolato e, cosa più importante, è destinato a aiutare il piccolo Joe. Sarà infatti messo in palio al mercante in occasione della partita di questa sera, la semifinale di Coppa Veneto, che in casa vedrà scontrarsi i nostri dell'FC 1903 contro i veronesi dell'Isola Rizza. Con l'occasione il pallone di cioccolato sarà il primo premio della lotteria organizzata per raccogliere fondi necessari a raggiungere quota 400.000 euro, la cifra che serve per sostenere l'operazione in Florida. A oggi toccati 268.000 euro. È chiaro, il team vincente FC Bassano Gruppo Fedelissimi non si ferma e non si accontenta solo della lotteria, ma mette anche in vendita, oltre ai biscotti, anche le focacce, sempre per sostenere la causa del piccolo Joe. Ed è tutto, vi ricordo subito dopo i telegiornali, come sempre torna 20:10, questa sera si parlerà di Belluno con Roberto Padrin e Jacopo Massaro, rispettivamente presidente della provincia e sindaco di Belluno. Grazie dunque per l'attenzione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. È iniziata ufficialmente la primavera ed in effetti la giornata di giovedì 21 marzo rispecchierà questa stagione con la presenza diffusa del sole. Nel dettaglio sul Veneto avremo bel tempo su tutti i settori con il cielo che si presenterà sereno e limpido. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra -1 e 5 gradi, massime davvero molto miti tra 15 e 16 gradi. La situazione non cambia di molto sul Friuli Venezia Giulia, dove il sole sarà prevalente. Il cielo sarà anche qui sereno su tutti i settori. Temperature minime tra 1 e 10 gradi, massime invece sui 16 gradi circa. Tanto sole anche sul Trentino Alto Adige, anche in questo caso avremo un cielo sgombro da nubi ovunque. Temperature minime intorno a -1 grado. Valori massimi sui 17 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.